Proseguiamo questa meravigliosa kermesse di bellezza, ottavo casting, sono davvero decine i ragazzi che oggi ci sono venuti a trovare, così come l'aspirante Miss numero... nome e cognome? 82. 82. Deborah Pietropaolo. Ok, Deborah, allora Deborah è una ragazza, mamma mia, sei proprio un gigante, sei altissima. Altissima, 1,80 sono. Mamma mia, oh. Come mai che sei così alta? Papà alto, mamma alta. Tu che fai basket, pallavolo? No, facevo pallavolo, ho fatto 2000 sport. Capito, beh, una cosa positiva è che sei informissima. Sì, almeno, spero. Ok, davvero, una bella ragazza, bionda, occhi verdi, azzurri. Verdi. Verdi, azzurri. Allora, di dove sei? Di Buttrio, Udine. Udine, benissimo, sei friulana. Sì, esatto. Allora, come mai sei venuto nella bellissima Trieste a trovarci qui a Mistopolini? C'è una mia amica qua, mi ha proposto di fare questa sfilata, ho detto, boh, dai, proviamo a fare questo concorso di bellezza. Tu sei una di solito che si mette in gioco nella vita, una che ti piace metterti in discussione? Sì, assolutamente. Anche per questo è una sfida questa. Esatto, perché questi concorsi servono anche a questo, anche perché qua tu sei fidanzata? Sì. Ok, no, perché tante volte qui si potrebbe anche, al di là di aprire una carriera, si potrebbe anche trovare... Ah certo, il moroso. Amoroso, però tu sei... Però io sono già fidanzata. Da quanto tempo? Da un annetto. Quindi ormai è felicissimamente. Sì, certo. Lui ti appoggia? Sì, certo, sempre. Senti, cosa vuoi fare? Dico da grande perché sei ancora così giovane. Cosa studi, lavori già? Allora, studio economia aziendale a Udine e da grande non lo so, ho una manager, la manager, diciamo non so cos'altro. Ho capito, non ha importanza. Famiglia, eccetera. Ah, metti su famiglia. Intanto ben arrivata a Mistopolini, concentriamoci su Mistopolini, ok? Allora, guarda la telecamera con quegli occhi meravigliosi che adesso ci puoi veramente salutare e dire quello che vuoi, approfittane. Allora, saluto tutto il pubblico, no, ringrazio i miei genitori e il mio amoroso che mi appoggiano sempre, più mia sorella che mi ha accompagnato qua oggi e grazie a te che sei simpatico. Grazie, un bacino, in bocca al lupo. Che carina!